vogliamo essere quel progetto politico, quel laboratorio politico nazionale che possa aggregare finalmente chi in questi anni non si è riconosciuto in nessuno dei due schieramenti. Alternativi a chi ha governato la regione per 25 anni e alternativi a chi per 25 anni è stato all'opposizione. Questi i propositi dell'onorevole Daniela Sbrollini, candidata per Italia Viva e PSI alla guida della regione. Si è presentata sabato mattina a Padova, città del candidato Lorenzoni, candidato solo di una parte per Italia Viva. Noi vogliamo parlare a tutti i cittadini veneti per portare avanti le loro istanze, a cominciare da quello delle famiglie, che sono il pilastro fondante di questa regione. Presente anche il coordinatore nazionale del partito, Ettore Rosato, che rassicura gli alleati sulla tenuta del governo. Ma no, questa è una candidatura che riguarda i veneti, che riguarda la regione Veneto e mi sembra che la nostra proposta sia quella di andare a occuparsi dei problemi concreti del paese. L'Italia è in piena recessione economica, ci sono milioni di italiani che sono preoccupati per il loro posto di lavoro. Il governo si deve occupare di questo, il governo deve mettere insieme misure economiche e di protezione sociale per le famiglie. Le politiche per la famiglia e la natalità devono tornare centrali nel dibattito politico, come ha sottolineato la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, anche lei presente a sostenere la candidata Sbrollini. Anche nella regione Veneto in questi anni le donne e gli uomini non si sono sentiti accompagnati nell'osare scelte coraggiose, scelte di speranza, nell'ambito della scelta della genitorialità, ma probabilmente anche nell'ambito dell'imprenditoria, del lavoro, dell'osare innovazione. Ecco, noi vogliamo restituire a questo territorio questa speranza. Alleato con Italia Viva il Partito Socialista Italiano, anche se non è ancora chiusa la partita per altre alleanze. Noi siamo nel centro-sinistra in altre regioni, ma nel Veneto ci ha convinta la voglia di lanciare una sfida nuova che può diventare anche un laboratorio politico nazionale per rilanciare il centro-sinistra e per mettere in campo una proposta alternativa al centrodestra, al populismo e alla demagogia,